Salut à tutti, dernière étape sur la commune du Bidroz ou sur RCFM pour Ecamp Cuy et nous sommes donc en plaine pour ce dernier jour au hameau d'Ia Gazabiragi. On va retrouver un jeune agriculteur, éleveur bovin, il s'appelle Diazep Maria Pieri, il nous attend tout de suite sur son exploitation. France Bleu, RCFM. Allora, qui siamo da Vergadiola, dunque a parte bassa do paese di Du Petroso, una zona di viraggi, a i nostri terreni, a nostra esplotazione. La storia di esplotazione siamo giunti in 90, l'anno del 90, tanto eravamo caprati, dunque eravamo a luogo di Nazza e tanto abbiamo spiccato a banda con il nostro zio e siamo venuti a stare qui. Dunque a rimettere i terreni come li si giulia, a mettere l'irrigazione in piazza, a sarare i terreni e dunque face chi un pochi anni dopo abbiamo cambiato, siamo passati dalle capre a vacche e face chi dopo un pochi anni fermo a carne di vitello, quindi a Vergadiola. Allora, l'esportazione c'è soprattutto a capo esportazione di mamma, dopo un fratello Gian Pietro che si occupa della brasseria Chiara e ci sono io, in più ad un corpo di mano, siamo tutti tre in famiglia. Allora vendiamo a sotto biodo, dunque tagliata con il nostro amico Jacques Filippi dell'Aereo Pedriccio che ci permette di fare il dazzume, il dazziglio della carne e vendiamo la carne direttamente al cliente. Abbiamo cambiato l'andatura di esplotazione, che tanto alliamo i vitelli, vendiamo direttamente ai macellari o ai supermercati e abbiamo voluto andare appena più lontano, scontrare direttamente i clienti, valorizzare il nostro prodotto e fare che siamo andati a cercare a vedere in cui Jacques Filippo per il taglio della carne e ora vendiamo direttamente ai clienti. Qui allora, a esplotazione per ora abbiamo tenuto un po' di terreno verso il luogo sottano, il radio qui ce n'è a poco preso più di una trentina, 35-36 e in cui due tori e da quando tornano una ventina con un toro di nuovo. I progetti sarebbero di continuare come noi vediamo, continuare a mantenere la nostra qualità, il nostro prodotto, può essere ingrandire appena di più se la piazza ci permette e migliorare appena le nostre tecniche di irrigazione per esempio e per permetterci di fare appena di più fino e se in autarkia o in autonomia. E il paese, cosa rappresenta il paese? Il paese di dove erano i nostri antichi. Noi non siamo mica petrusacci, c'è una famiglia, c'è gli amici, ma siamo piuttosto di zoni, ma per noi ciò che lo rappresenta Petroso è un luogo dove sono i giovani che sono messi in piazza, per esempio alla mairie, per far avanzare sul paese, e di un paese che è esperto tra piedi e montagna e che vuole tenere due identità. Noi siamo appena di questo genere qui, siamo in piedi ma siamo montagnoli e siamo giovani, siamo qui per lavorare, per avanzare e speriamo che il paese continui in questa andatura qui. Et c'est ainsi que s'achève notre semaine sur la commune d'Oubedroz. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur une autre commune pour Ecamp Cuy. A ringrazia a tutti et a presto. France Bleu, RCFM.